intanto un primo provvedimento faremo, ed è quello di un altro disegno di legge per eliminare la riforma Fornero, che doveva aiutare il mondo del lavoro, vi ricordate? Avrebbe creato occupazione, ha distrutto il mondo del lavoro. Quindi una riforma dell'articolo 18? Esattamente, no, ma non solo, perché poi ha bloccato tutta una serie di cose, termini pensionisti, quindi ha distrutto di fatto, doveva incrementare. Vi ricordate che blocchiamo l'articolo 18 perché arriveranno gli imprenditori da tutto il mondo a investire in Italia. Abbiamo eliminato l'articolo 18 e la Fiat è andata. E alla Fiat oggi ha la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito, cioè praticamente in Italia farà le perdite, guadagnerà nel Regno Unito e dopodiché andrà via. Pagherà le tasse lì. Questo è il tema. Il tema allora è questo, il tema è noi dobbiamo ridurre l'incidenza dello Stato sul costo del lavoro, perché se no nessuno investirà mai nel nostro paese. Se noi pensiamo che le imprese in Italia sono tassate al 43-44% e le imprese in Germania sono tassate al 21%, è evidente che non saremo mai competitivi. Per rendere competitivo il paese dobbiamo fare in modo che lo Stato incida di meno sul costo del lavoro. Attenzione, non come la Electrolux che viene a proporre vergognosamente, trattandoci come un paese non del terzo mondo, del quinto mondo, riduciamo gli stipendi dei lavoratori a 700 euro, se no ce ne andiamo. Noi vorremmo sapere ma quanto li pagano i lavoratori, il gruppo svedese, quanto li pagano in Svezia i loro lavoratori, 700 euro o li pagano molto di più? È chiaro che vengono tutti a giocare in Italia perché trovano terreno sul quale fare quello che vogliono, questa è la verità dei fatti. Allora noi, incidenza minore del costo del lavoro, ci vogliono risorse. Ecco, quello che noi abbiamo detto, noi abbiamo presentato un progetto, Sblocca Lavoro, che ha anticipato, devo dire, il Job Act di Renzi, lui l'ha tradotto in inglese, noi l'abbiamo presentato prima il nostro Sblocca Lavoro, ma intanto individuiamo le risorse, perché non è vero che nel nostro paese non ci sono risorse, ci sono cassaforti che nessuno vuole aprire. Una, corruzione. L'ha detto la Comunità Europea, ma ha scoperto l'acqua calda, perché 2 anni fa la Corte dei Conti aveva dichiarato che la corruzione nel nostro paese incide 60 miliardi di euro. E sappiamo dove si annida la corruzione, perché quello che è stato fatto, è stata fatta una ricerca, si sa quali settori, dalla sanità alla gestione degli appalti, c'è di tutto. Allora intervieni lì, primi, recuperi 60 miliardi. Evasione fiscale, nel nostro paese è passato pure di moda parlare di evasione fiscale. Io appena parlo di evasione fiscale, l'altro giorno in una trasmissione, in un confronto, in un dibattito, ho parlato di evasione fiscale, il mio interlocutore, forza di governo di centrodestra, mi ha risposto, ma sempre di evasione fiscale parlate, come dire il problema è risolto. Sono 120 miliardi di euro l'anno, soluzione. Noi dell'Italia dei Valori proponiamo l'introduzione della moneta elettronica per pagamenti superiori a 100 euro. Vedete, chiaramente non facendo pagare le commissioni che arricchiscono le banche, ecco, ovviamente quello è evidente, a monte. Allora, senza commissioni, chiaro? Ma tanto, se già recuperi dall'evasione, non è motivo di far pagare le commissioni, chiaro il concetto? Bene, tanto 100 euro, vuol dire la massaia, la casalinga, il pensionato, chiunque di noi vuole comprare, fare la spesa, comprare il giornale, con 100 euro ce la fa. Oltre, paghi con la moneta elettronica. Ci sono tantissimi paesi che l'hanno adottato. Elimini l'evasione fiscale, almeno al 50%. L'evasione fiscale nel nostro paese incide 120 miliardi di euro l'anno. 120 miliardi di euro l'anno. 60, 120. Parlavamo poco fa dei beni confiscati alla mafia, vendiamo neanche il 30%, 80 miliardi di soldi. Abbiamo messo in moto 100 miliardi di euro. Se noi questi 100 miliardi li investiamo sulle piccole e medie imprese, per favore basta le grandi imprese come la Fiat che hanno sempre preso cassa integrazione ogni anno, hanno diviso utili comunque e poi se ne sono andati quando non gli è più convenuto. La nostra spina dorsale è fatta di piccole e medie imprese. Allora aiutiamo le piccole e medie imprese virtuose ad andare avanti, finanziamo le famiglie e rimettiamo in moto la macchina dell'economia. Questo credo che ci vuole. Bisogna prendere risorse per mettere in moto sana e buona economia. Io credo che i presupposti ci siano, poi ci vuole la volontà politica e mi pare che fino ad oggi non ci sia stata.